Buongiorno a tutti, dagli studi di Veneto Globe Radio Conegliano, Carmen Morandin vi augura una buona giornata. Oggi per la rubrica Incontro con abbiamo il piacere di ospitare la signora Fatima Mocci e con lei parleremo di benessere. Buongiorno Fatima. Buongiorno. Lei è titolare dello studio Ananda Indingo. Ci Sì. parli un po' del suo studio, cosa succede in questo suo centro? Allora, io ho uno studio dove praticamente cerco di dare benessere alle persone e quindi per dare benessere mi avvalgo di una serie di elementi che agiscono in sinergia, per cui faccio dei massaggi olistici che comprendono il corpo, la mente e lo spirito e agisco con delle luci che cambiano colore, per cui con quella che viene chiamata cromoterapia. La musica è scelta appositamente, per cui in base a dei criteri anche la musica agisce in sinergia per dare benessere, e così gli oli essenziali, e quindi c'è una sorta di aromaterapia perché comunque si respirano questi oli essenziali puri. Io uso tutte cose naturali e faccio massaggi di diversi tipi di massaggi che sono tendenti appunto al relax, per decontratturare, per stimolare la circolazione linfatica, la circolazione sanguigna. Hanno comunque delle caratteristiche, ognuno le sue caratteristiche, e sono diversi tipi di massaggi, per cui non so, abbiamo il bacio del benessere dove uso la coppettazione, poi abbiamo il classico massaggio rilassante, il massaggio hawaiano, il lomi lomi, l'indonesiano, insomma abbiamo tanti massaggi e ognuno ha una sua storia e ognuno ha un suo perché. E in questa filosofia, diciamo, che è la mia filosofia, io cerco di dedicare questo tempo che le persone possono permettersi di dedicare a se stesse, cerco di sfruttarlo al massimo perché tutto sia tendente al benessere e al rilassamento. Ci racconti questo nome strano che la maggior parte di noi non sa cosa significa? Ananda Indingo, cosa significa? Allora, Ananda significa beatitudine. È una parola orientale, indonesiana, e significa beatitudine. E indigo è un colore, l'indaco, che io ho identificato come l'equilibrio delle energie, perché secondo me l'indaco è l'energia rossa, diciamo, che è l'energia fisica, con l'energia blu, l'unione tra l'energia rossa e l'energia blu, che è l'energia spirituale, e questa sorta di equilibrio, diciamo, infatti esistono anche i bambini indaco, proprio perché l'indaco è un colore particolare. Meraviglia. Nel suo centro si praticano solo massaggi oppure c'è anche qualcos'altro, non so, sauna, cose di questo Allora, tipo? nel mio centro c'è una sauna, perché anche la sauna, ed è una sauna a infrarossi, perché anche la sauna fa parte del benessere e serve appunto per preparare il corpo anche al trattamento che si riceverà, per cui il massaggio ha più efficacia. E poi faccio anche dei trattamenti come impacchi di oro, di argilla, di cioccolato, a seconda delle esigenze. Che meraviglia. Dovremmo fare un'altra puntata però per approfondire questo discorso che è interessante. Ci dica una cosa, dove ha lei il centro? Allora, io sono in Via Verdi, che è vicino alla chiesa di San Martino, di fronte a Piazza 4 Novembre, mi pare che si chiami, Sì. è proprio in centro. È uno studio privato, nel senso che c'è una strada privata, io ricevo solo per appuntamento, quindi le persone mi chiamano e io... Vuole per caso darci il numero di telefono suo, così al volo intanto? Sì, allora il numero è 345
812 0427. Ecco, che magari così la chiamiamo, fissiamo un appuntamento, perché appunto lì c'è una sbarra, non si può entrare con l'auto. E se non rispondo, perché magari sto facendo qualche trattamento, perché io lavoro da sola, e poi io vi richiamo. Cioè trovo Benissimo, trova la chiamata e quindi ci richiama. Benissimo. Siamo vicini al Natale, ci sono le feste. Il suo centro fa qualche offerta speciale? Sì, io in questo periodo ho preparato e non mi fermo al Natale, vado oltre perché qualche offerta dura fino a febbraio e addirittura c'è un'iniziativa che dura fino a marzo. E allora per il periodo natalizio io offro un trattamento al bambù che è comprensivo di un'esfoliazione del corpo, per cui è un massaggio col bambù, quindi è un doppio trattamento e lo offro a 45 euro, questo fino al 6 gennaio. E poi abbiamo un pacchetto che è irresistibile, che è il pacchetto Relax, che sono solo 34 euro per un'ora e mezzo di benessere con mezz'ora di sauna a infrarossi, con un impacco tutto il corpo di argilla e con un massaggio total body rilassante a seguire. Io verrò a trovarla sicuramente, è troppo invitante questa offerta. E poi per i miei amici, per le persone che appunto frequentano il centro, c'è un'iniziativa che chi porta un amico trova un tesoro, per cui se lei viene a trovarmi e fa un massaggio, fa qualcosa da me e poi mi presenta una persona, lei avrà il 20% di sconto su tutto quello che vorrà e la persona avrà in regalo un massaggio ai piedi come regalo di benvenuto, se appunto diventerà amica mia anche l'altra persona. Ma noi donne diventeremo subito tutte amiche sue, signora Fatima. Vogliamo ricordare ancora il suo numero di telefono e esattamente dov'è? Sì, allora è via Verdi 17F, vicino al condominio Camerotto. E il numero di telefono è 345 812 0427 oppure anche 349 190 6880. Sono anche su Google e anche su Facebook, insomma. Ok, sì, benissimo. Ricordatevi, signora Fatima. Il centro è Alanda Indigo. Sì, quando chiamano parlano con Fatima, sì, che il nome poi è un nome meraviglioso. Ascolti, signora Fatima, noi chiudiamo qua per ora. Io la saluto, ma mi deve promettere che deve ritornare un'altra volta, che vogliamo approfondire ogni suo massaggio. La ringrazio, tornerò senz'altro. Noi per oggi abbiamo terminato. Carmen Morandin vi saluta, Fatima Voce vi saluta anche.